In questo incontro che abbiamo fatto con questi ragazzi giovani di oggi, questi studenti in questa accademia dove si fa musica, si fa canto, si vive sicuramente una passione diversa da tante altre, no? Bellissime lo stesso, come lo sport o quant'altro, però insomma la musica ti apre il cuore. Noi venire qui, al di là della gioia e dell'onore di avere un'aula intitolata ai Pooh, credo che con quello che abbiamo detto, con quello che abbiamo raccontato, così, piccole pillole, non dico di saggezza, ma di esperienza che abbiamo avuto in 50 anni, credo che ai ragazzi sia arrivata comunque la sensazione di qualcuno che è felice del mestiere che ha scelto, del mestiere nel quale è cresciuto e del mestiere che continua a sognare di fare, perché è un po' come l'amore, no? L'amore vero è quando non riesci a dormire perché stare sveglio è più bello ancora dei sogni, e la stessa è la musica. Quando ti alzi, io mi ricordo la prima chitarra che mio padre mi regalò, me la portavo in bagno, me la portavo ovunque, mi alzavo il mattino durante le vacanze estive, che di solito mi piaceva dormire un pochino, almeno fino alle 9, mi alzavo alle 7 perché dovevo andare a vedere la mia chitarra e alla sera dormiva appoggiata sul letto con me. Cioè, quando hai questo fuoco dentro, eh, è quella la tua vita, non puoi tirarti indietro, ti ha scelto lei. E allora venire a raccontare l'esperienza mia e di Robby, insomma comunque di due musicisti che hanno passato la loro vita sul palcoscenico, credo sia stata una cosa carina, mi auguro, per i ragazzi che ci hanno ascoltato.